Quella, cuciniamo insieme ad Andrea, oggi coda a vaccinara. Oh, amici di Roma, un ben cazzate. Io ci provo. Curiosi? E allora? Ha un inno in cucina? Allora, iniziamo subito infarinando i pezzi di coda in questo. Amici di Roma, veramente, non ben cazzate se faccio qualche corbelleria. Ci provo. Voi provate a fare i cannoli e io provo a fare la coda a vaccinare. Perfetto. Cominciamo a preparare le cipolle. Qualche cipolla può avere il germoglio all'interno. Lo leviamo perché la cipolla ancora è utilizzabile. Ah, ho dimenticato, per quanto riguarda il soffritto, non vi create problemi più di tanto, lasciateli anche grossolani, perché tanto 4-5 ore di cottura c'è, per cui ha voglia di sciogliersi. Poi a parte comunque se vi piace, perché a me piace metterò dei pezzettini di carota più grossi e del sedano. Quindi, un bel di suo pensiero. Cominciamo. Allora, iniziamo subito. Giro d'olio in una casseruola, io ho quella di coccio, che sinceramente è eccezionale, ma se non ce l'avete va bene uguale. E portiamola a temperatura. Mettiamo tutti così e andiamo a far fare quella bella crosticina esterna. Mentre la nostra coda si sta sigillando, io prendo un bel pezzo di lardo e lo cubetto, lo taglio a coltello e mi sminuzzo pure piccolo piccolo le erbe profumate. Con le nighi, picciriddi e lo unisco al lardo e li trito insieme. Deve diventare una piccola poltiglia. Ok, una volta fatto questo passaggio, mettemi lato e continuiamo la preparazione. Togliamo la coda ben rosolata, aggiungo un filo d'olio perché quello di prima un po' si è ritirata tutta quanta la coda e partiamo con il soffritto, quindi nella stessa pentola di coccio. E in ordine andiamo ad inserire 2 foglioline di alloro e il trito di lardo ed erbette aromatiche. Facciamo andare ancora qualche minuto. Quando cominciate a sentire il profumo delle erbe aromatiche che fuoriesce dalla pentola, possiamo cominciare a mettere i pezzettini di coda esattamente in questo modo. Sfumate con vino bianco e fate evaporare tutto l'alcol. Appena evaporato l'alcol inseriamo i pezzettini grossi di carota e sedano. A seguire un po' di doppio concentrato e pomodori pelati. Adesso prendete del cioccolato extra fondente, io ho preso un 95%, ma secondo me va bene anche un 70%. Lo tagliate al coltello. Per quanto riguarda il quantitativo, HVP, a quanto vi piace. E dopo 5 ore, ecco qua, la coda da vaccinare. E col sughetto che resta, ovviamente domani 2 maccheroni, un chile vanud. Finiamo il tutto con il cioccolato extra fondente. Bedate!